Vicenda fucsia al parco di Villa Querini. Luigi Brugnaro ha deciso di radunare mamme e bambini in uno dei luoghi simbolo del degrado di Mestre. La battaglia per Ca' Farsetti si gioca anche su questo tema. E abbiamo fatto questa cosa per far capire a tutti come possono essere fruibili i parchi della città. Questo è un omaggio che noi vogliamo fare alla cittadinanza, no? Sì, abbiamo pensato di porre l'attenzione, porre un po' di luce in questo parco dal quale purtroppo la cittadinanza è stata detronizzata e dove invece noi contiamo di poter di nuovo raccoglierci, incontrarci per leggere, per trascorrere il tempo libero. Gli attivisti fucsia ci raccontano come abbiano dovuto lavorare molte ore per ripulire la zona da immondizie e siringhe. Dei frequentatori abituali del parco oggi nemmeno l'ombra. A sorvegliare la zona la polizia locale. L'intervento di donne, sono tutte donne e mamme che hanno deciso di dare delle ore di lavoro perché hanno lavorato, queste signore vanno ringraziate, hanno raccolto tutti i rifiuti e poi con Vesta hanno riportato via anche tutte quante le immondizie. Per oggi l'amministrazione di buon cuore ha fatto in modo che non venisse il cambio del CERT, se no qui c'è pieno di tossici. E abbiamo recuperato un parco per i bambini. Noi cerchiamo adesso piano piano, con la partecipazione delle famiglie, dei bambini, di recuperare i parchi alle città.